Il congresso regionale veneto delle bonifiche, tenutosi a San Donà di Piave dal 23 al 25 marzo del 1922, fu il primo appuntamento rilevante coordinato dalla Federazione Nazionale dei Consorzi di Bonifica. Nel corso dei lavori fu approfondito il principio di integralità della bonifica, fu sottolineata l'interdipendenza tra sistemazione dei bacini montani e recupero produttivo delle pianure e l'importanza del coordinamento tra riassetto idrogeologico del territorio e trasformazioni fondiarie. Per celebrare il centenario, ANBI e i partner ad essa collegati hanno pensato di dedicare una manifestazione che si chiamerà Terre Evolute 100, che si svolgerà a San Donà di Piave, e nell'ottica di questa manifestazione oggi inizia questo cammino con un convegno dal titolo Leggere il passato per immaginare il futuro. Andiamo a sentire gli ospiti ai nostri microfoni. Sì, sono celebrazioni, ma vogliono essere più che altro uno sguardo rivolto al futuro, guardando prima cosa è successo un centinaio di anni fa, quando i nostri antenati hanno saputo dare una svolta al mondo della bonifica e che ha dato il là allo sviluppo di questo territorio. Ecco, in questa occasione noi vorremmo umilmente ripercorrere un po' quella strada, pensando che sia arrivato il momento di guardare avanti e di ripensare il nostro sviluppo, che sia un po' più sostenibile, questo sì, bonifica in questo caso integrale e sviluppo sostenibile, dove per sostenibile intendiamo non soltanto lo sguardo rivolto alla tutela ambientale, ma anche a quella socio-economica. Le cose devono andare di pari passo, perché se uno sviluppo diventa sostenibile esclusivamente perché si tutela l'ambiente e poi si azzera la possibilità di vita dell'uomo, non è uno sviluppo, è una regressione. Mentre dobbiamo tenere unite questa volontà di progredire, ma in sintonia con l'ambiente che ci circonda. Vogliamo ricordare per tutti gli amici che ci seguono da casa quali sono le funzioni dei consorzi di bonifica, che non si limitano alla manutenzione dei canali e nemmeno alla gestione dell'acqua in agricoltura, ma proprio si occupano della salvaguardia anche di quelle che sono le fonti da cui poi dipende l'attingimento per gli acquedotti. Sì, sono molteplici le funzioni dei consorzi di bonifica, in particolare in Veneto la legge 12 del 2009 le ha ben specificate, ed è onestamente una norma che guarda veramente al futuro. Ha dato innumerevoli possibilità di sviluppo per l'attività dei consorzi, che già comunque lavoravano anche per le istituzioni pubbliche nel progettare e realizzare opere pubbliche, nel supportare i comuni per le loro attività, che sappiamo bene quali difficoltà stanno affrontando le amministrazioni locali in questo periodo, e noi, per quanto possiamo, cerchiamo di essere loro vicine per svolgere quel ruolo di tutela, come dicevamo, del territorio, di salvaguardia dal pericolo dell'acqua, perché adesso siamo in un periodo siccitoso, ma ricordiamo che abbiamo momenti in cui l'acqua fa veramente paura. Quando ne cade tanta in poco tempo rischia di vanificare il lavoro di tanti anni di messa in sicurezza anche dei territori. Quindi uno sguardo rivolto al futuro, ma con la collaborazione alle istituzioni locali, principalmente in questo periodo. Per quanto riguarda Terre Evolute 100, il festival che celebra i 100 anni del congresso delle bonifiche venete, si è voluto unire l'arte con quella che è la gestione del territorio per far partecipare i cittadini.
Sì, questa è uno degli obiettivi naturalmente, per poter avere una platea d'ascolto la più ampia possibile e interessare gli argomenti un po' più pesanti, diciamo, che riguardano il lavoro specifico dei consorzi, usare anche la cultura e la satira torna utile. In questo caso, ecco, abbiamo pensato che l'interessamento di personaggi quali avremo in questo festival, da questo punto di vista famosi e capaci, possa aiutare a raggiungere lo scopo così di ampliare la platea che conosce e che apprezza il lavoro e che aiuta soprattutto a progredire il lavoro dei consorzi di bonifica. Paolo Sambo, prorettore dell'Università di Padova, una collaborazione consolidata, quella tra il vostro Ateneo e l'ANBI e il Festival Terre Evolute. Assolutamente sì, siamo cresciuti insieme, partiti 5 anni fa ormai con una manifestazione in dubbio della quale non si sapeva bene come si sarebbe evoluta. Siamo arrivati ad oggi col centenario e un programma di sicuro interesse e ampiezza culturale. Qual è il contributo che può dare l'università ai temi della bonifica? Oggi abbiamo l'esempio di un contributo di tipo culturale, storico, che però sarà il punto di partenza per quello che saranno i lavori futuri. Ovviamente quando si fanno delle scelte non tutto può stare all'interno di un contenitore, ma le collaborazioni in termini di bonifica sono a livello culturale, a livello, come dire, tecnico, agronomico, per cui sono contatti che vedono il culmine in manifestazioni come quella di oggi, ma che vivono giorno per giorno. Una sinergia importante dunque per costruire un futuro più sostenibile. Assolutamente sì. Io direi per costruire un futuro, il sostenibile ce lo aggiungiamo dopo, perché nelle condizioni odierne non abbiamo acqua, abbiamo problemi di qualità dell'acqua, per cui dobbiamo lavorare per stabilizzare la situazione e per far sì che questa sia sostenibile. Stiamo trascurando decisamente, direi. Sentivo proprio adesso, mentre iniziava il convegno, che ci sono comunque dei pensieri anche pratici su come risolvere la situazione che si è venuta a generare, che arrivano tardi ma arrivano, quindi sono abbastanza consolato. E per quello che riguarda noi artisti, quello che possiamo fare è provare a raccontare, provare a vedere in che modo l'acqua influisce anche sulle emozioni, sul pensiero, sul riflettere, con un gioco di parole, tante cose. L'edizione 2022 di Terre Evolute dal punto di vista artistico presenta tante novità. Sì, perché abbiamo voluto produrre proprio cose ad hoc proprio per il centenario e ne siamo abbastanza orgogliosi. Adesso stiamo lavorando io, Lele Marcassa e Giorgio Gobbo a un testo su Silvio Trentini nei fatidici 3 giorni del convegno che tuttora riverberano sull'oggi e anche sul domani. E poi abbiamo Valerio Aprea con testi di Macox, di Marco D'Ambrosio, sulla siccità morale, diciamo. Si comincia una riflessione sul cambiamento climatico, ma poi diventa una cosa sull'essere umano, che ci sembra il dono più grande da poter fare noi in questo caso. Poi abbiamo Ale e Franz, che hanno preparato un pezzo sull'inquinamento, sul cambiamento climatico, che sfocerà in una riflessione con Andrea Segre, l'economista, in maniera che risate e pensiero stiano assieme. Secondo me stanno bene assieme. E poi abbiamo danza, abbiamo uno spettacolo che si chiama Boomerang, che è proprio sull'acqua, sull'aspetto emotivo dell'acqua, che viene trascurato ma che in realtà è importantissimo. Basta pensare anche solo a una passeggiata lungo il fiume, che effetto può fare. E
iniziamo il tutto con una specie di antipasto, un aperitivo, noi potremmo dire uno spritz di visione del film di Welcome Venice di Andrea Segre, senza l'accento, e quel film lì secondo me è perfetto per riflettere, per usare Venezia come metafora di come affrontare le crisi molteplici che stiamo affrontando.